Buongiorno da Polesella, il nostro viaggio continua in questa bellissima provincia, siamo proprio qua a Polesella, e lo dice anche l'etimologia del nome, Po come prefisso, e siamo davanti a Sua Maestà il Po. Da qua, sentendo il sindaco, sentendo anche i vari interlocutori che abbiamo appunto intervistato, partirà una rinascita di questa città. Una città importante, contesa ai tempi del 1500-1600 tra estensi e veneziani, per la sua anche posizione geografica. Qua c'era un punto di smercio importante che faceva appunto appetito sia per gli estensi che per i veneziani, e di queste due anime ancora c'è qualcosa, qualche segno. Andiamo. Sindaco Ferrarese, da un anno sindaco di Polesella, un'esperienza in ogni caso politica importante. Cominciamo con la domanda classica: come Polesella, come sono i suoi cittadini? Allora, intanto una cosa, esperienza politica, io non faccio politica, sono prestato, una figura prestata all'amministrazione per questo periodo. Vediamo come va. Come sono i miei concittadini o i miei compaesani, come li chiamiamo noi del nostro gruppo? Ma io sono molto orgoglioso di essere di Polesella, sono di Polesella da più generazioni, quindi io, i miei genitori, i miei nonni, sia da parte di padre che di madre, mia moglie, eccetera, eccetera, quindi siamo proprio radicati sul territorio. Polesella secondo me ha delle potenzialità enormi, purtroppo inespresse, ed è il motivo per cui mi sono messo a disposizione di questa interessante avventura. Polesella, perché vale la pena abitare qua? Perché dove si è nati, per forza maggiore, uno si innamora nel proprio paese. Polesella però offre abbastanza di più di altri paesi qua vicino, sbaglio? Polesella ha sempre offerto tanto di più dei paesi limitrofi. Quindi lei è soddisfatto? Sì, io sto bene a Polesella. E non cambierebbe? No, non cambierei. Nonostante che tante robe che potrebbero andare meglio, ma il tuo paese è questo. È quasi 80 anni che sta a Polesella, quindi... Portati bene però. Grazie. Che impressione ti fa questa città qua? Oddio, la città abbastanza tranquilla, si lavora, io ho l'attività qui a Polesella e io mi trovo bene, mi sono trasferita da 2 anni qui. Che attività hai? Faccio la parrucchiera, ho un negozio qui a lato, lo Specchio di Sara, io mi trovo bene. E quindi sei soddisfatta di questa città? Sì, al momento sì, sono soddisfatta. Siete il terzo paese come presenze turistiche, dopo Rosolina e dopo Porto Tolle, che hanno le spiagge eccetera. Primo, perché c'è questa valenza? E in seconda battuta, la state sfruttando? Allora, qua devo dire una cosa negativa, ahimè, mi farò del male su questo, ma dico anche qualcosa di positivo. I numeri spesso sono fuorvianti. Quando sono stati riportati dei numeri in passato, e questa è stata una delle cose discusse a suo tempo in Consiglio Comunale, quando ancora ero nella parte della minoranza, utilizzare i numeri degli attracchi fluviali, perché noi abbiamo la fortuna di avere un attracco fluviale, dicendo che questo è turismo che sfrutta il territorio. Qua mi autocito, faccio una citazione che ho fatto a suo tempo in Consiglio Comunale: è come dire che Malpensa è il posto più turistico d'Italia. Visto l'affluenza di persone che vanno. Non è così. Il turismo è valido quando il turismo viene e utilizza le peculiarità del territorio. Detto questo, a nostro parere, a mio parere e a parere del gruppo che rappresento, Polesella ha delle potenzialità così come tutto il Polesine. In primis il Po, ma dobbiamo anche dire che siamo, credo, il paese col maggior numero di ville venete o di scuola veneta. Ci sono delle cose che possono creare turismo, assolutamente, vanno valorizzate. Sono andata via per un po', ma dopo a me piace tornare, mi piace il Po e quello che c'è qua vicino. È un paese tranquillo tra la campagna e il Po, non ci manca niente, a parte le attività che stanno chiudendo. Ma questo purtroppo è un'altra storia. Però tu qua ci stai bene? Sì. Io sono nato qui nel Po e se la gente conosce il posto di Polesella, io sono nato, detto, nelle Schiappe. C'è la leggenda che i pescatori
non sono proprio sinceri. Lei fa parte della categoria pescatori sinceri o no? Io sono di quelli sincerissimi, non sinceri, di più. È stata più importante, secondo lei, anche dal punto di vista storico, ma anche nell'imprinting delle persone di Polesella, l'influenza papalina e quindi degli estensi o dei veneziani? L'ha detto lei nella premessa, credo non ci sia una distinzione fra le due cose. Noi nasciamo da entrambi quei mondi lì, siamo proprio il crocevia, no? La famosa battaglia per cui si sono contesi i territori è esattamente in questa posizione. Quindi non saprei dare un equilibrio chi più o chi meno. Io credo che l'influenza sia veramente equilibrata, lo dice lei appunto con come dire, la dialettica e la cadenza del nostro dialetto, sì, che risente un po' dell'influsso ferrarese. Però questo è quello che crea le peculiarità del territorio. Proprio il bello del Polesine, quando si parla di campanilismo dal lato positivo, è proprio l'avere delle caratteristiche differenziate. Noi questa abbiamo e è giusto che la riconosciamo come tale. Un giovane di Fiesole Umbertiana a Polesella. Ma a questo punto la domanda classica che facciamo di solito: è meglio Polesella o Fiesole Umbertiana? Ma sono due paesi diversi. Polesella c'è un po' più movimento, Fiesole c'è meno movimento, poi il Fiesole Umbertiano è più isolato che è in campagna, qua invece è una zona un po' di passaggio, quindi è un po' più bello. Ma tu che sei molto giovane, non è che vieni a portare via le donne bianche qua a Polesella? No. No. Sei per lavoro? No, vengo qua a fare un giro, mezz'oretta, passamela via. Ti piace Polesella? Mi piace Polesella. Allora qua siamo in un'oasi di meraviglia, guarda qua. Pescatori, non solo, il signore viene da Grignano, faccio vedere anche il Gran Patron. Allora, perché lei da Grignano viene qua a Polesella? Per amicizia o perché qua è veramente un'oasi di pace? Veramente sono un pescatore, dopo sono anche degli amici e si passa via una mezza giornata, intanto all'ombra, ogni tanto si prende qualcosa e arriva sera. Ecco, la domanda però deve essere sincero. Da pescatore, che i pescatori non sono molto sinceri. Si prende pesce qua? O ce n'è poco? No, si prende, devo far vedere. Devo far vedere. Faccio vedere. In diretta, una volta era pescosissimo il Po, lo storione che non c'è più. Com'è cambiato secondo lei? Beh, intanto è cambiato il fondale, secondo me. Io non sono del posto, però secondo me è cambiato il fondale, lo storione penso che non ce ne siano più, oppure ce ne sarà qualcuno, e cambiando anche il clima e tutto quanto, diciamo, la fauna non è più quella, i pesci non sono più quelli, ha preso sopravvento il pesce-gatto americano, comunque è cambiato tutto il genere, le anguille sono quasi scomparse, oppure ce ne sarà qualcuna, a parte che adesso non si possono neanche più prendere, però insomma un po' di tutto, insomma. Parlando di Po, perché non c'è un collegamento anche turistico, tra l'altro, tra Castelmassa e il Delta? Cioè, perché il Po non è riuscito a fare da collante a questo? Questo è uno portando delle peculiarità, delle importanti anche occasioni turistiche e economiche. Assolutamente, è uno degli elementi che ci ha portato a costruire il nostro gruppo. Noi addirittura abbiamo una delega a livello consigliare, che è la delega del rapporto con il Po. Lei diceva giustamente siamo tutti nati, no? Siamo tutti rivieraschi, o come diceva Cibotto, siamo tutti nati con i piedi nell'acqua. Questo è quello che definisce nel modo migliore a mio parere. Dobbiamo ricostruirlo però questo, perché lo stiamo perdendo. Chi ha a che fare, diciamo, chi si rapporta con le giovani generazioni si rende conto che per loro il Po non esiste. È un elemento completamente disgiunto dalla vita che abbiamo, mentre se torniamo indietro di 1-2 generazioni, la vita era sul Po, sia a livello di attività, di utilizzo, di sfruttamento anche della quotidianità, no? La mia generazione, che sono proprio così giovane, si andava in spiaggetta, cioè a spiaggetta si viveva in quel modo lì il Po, i falò si facevano sul Po. Io ho dei figli che adesso sono
tra i 18 e i 20 anni, secondo me non ci sono Non mai vivono andati. Ecco, se noi questa riusciamo nostalgia. a ricostruire questa cosa, ma non tanto per nostalgia, per un fatto di utilizzare quella che è la nostra peculiarità, perché ce l'abbiamo a due passi. Io ho una convinzione, ma questo purtroppo deriva dalle mie esperienze lavorative passate, la barriera delle arginature. L'argine è l'unico elemento fisico alto presente nel Polesine. Il Polesine è lineare, poi ci alziamo sugli argini quei 7-8 metri. Quei 7-8 metri ci impediscono di relazionarci con l'altra parte, mentre in passato cosa succedeva? Che parte dell'abitato era in zona golenale. Ora, a parte che a Polesella c'è l'unica testimonianza di case esatto, salvate in golena, però questo rapporto va rinsaldato, va ricostruito proprio per far sì che il Po diventi qualcosa di importante. Com'è cambiata Polesella in tutti questi anni? Moltissimo. Se uno viene qua da quando sono nato io, che viene qui che dice Polesella, non la riconosce più, perché Polesella una volta era bellissima, non bella, bellissima. C'era la sua fossa che passava in centro, con i suoi ponticelli, tutto un paese perfetto. Ma questo fino a che anni? Guarda, il ponte di Polesella qui l'hanno buttato giù fino a quando c'era il ponte in Chiate. L'hai visto il ponte che c'era qui a Polesella? No, non l'ho visto. Adesso te lo faccio vedere. Se ci sarà sviluppo come lei auspica e come auspichiamo tutti noi polesani, sarà determinato da gente che viene da fuori o anche dagli imprenditori del territorio? E su questo mi verrebbe da dire la prima che ha detto, perché a livello imprenditoriale dovremmo tutti essere un po' più, come dire, guardare un po' più oltre. Avere questa famosa visione. Ma questo vale anche per noi amministratori, dobbiamo essere noi in primis a saper coinvolgere, a saper anche agevolare l'imprenditoria locale, però per fare il salto di livello non dobbiamo essere legati all'autoctono, ma dobbiamo anche essere, anzi soprattutto essere capaci di essere attrattivi dall'esterno, quello assolutamente. Quindi lei è fiducioso di un Polesine straordinario fra 10 anni? Secondo me sì, io sarò un inguaribile ottimista, però non ci credo che questo territorio possa essere sempre, come dire, abbandonato da chi in realtà va alla ricerca di queste cose, ma lo vediamo, cioè veramente basta fare gli esempi. Cos'era la Sardegna negli anni 50? Sardegna non esisteva, cioè è dovuto arrivare qualcuno. Poi è arrivato la Cacan. Esattamente, è dovuto arrivare qualcuno da lontano per dire guardate che questa forse ha delle qualità che gli altri non hanno. Citavo prima il Salento, ma tanti territori hanno vissuto questo passaggio di livello. Il pezzamento di terreno nella Val d'Obbiade negli anni '80. Non costava $1 milione di euro. Cos'era? Esatto. Hanno saputo valorizzare le peculiarità. Ora, che rimanga questa macchia che nessuno si considera, almeno così si vuol dire, all'infinito, io non ci credo. Cioè, prima o poi deve venire fuori questa cosa. Lei, sia come professionista che come amministratore, vede qualcuno interessato a questo? Sì.
Sì. Quindi anche lì dobbiamo essere tutti gli amministratori da qui verso il Delta capaci di essere anche rigidi sulle richieste. Dobbiamo essere consci di questa occasione che sta arrivando e si vedono già, perché ci sono gli interessi anche qua di investitori che arrivano chiedendo cose, perché? Perché il turismo fluviale avrà il turismo lento avrà questo impatto. Per lo stesso motivo il turismo fluviale che parte da Venezia è quello che principalmente tocca quegli ambiti lì, americano e asiatico. E dobbiamo però agevolare il Po. Non possiamo permetterci di avere un Po che non dà garanzie di fruizione, perché oggi purtroppo è così, dipende dal livello che ci dà il Po. Così non investirà mai nessuno. Noi dobbiamo dare delle garanzie. Quelle garanzie possono portarci una costante di fruizione lungo tutta la nostra costa, perché poi da qua si può arrivare decisamente più in su, nella zona anche mantovana. Adesso non voglio andare fuori provincia, però la nostra deve essere una via, deve essere una possibilità di passaggio con la capacità di essere attrattivi sul territorio. Io su questo ci credo molto, io mi impegnerò, poi ne riparliamo fra qualche anno per vedere se qualcosa è successo, però la scommessa la faccio sul Polesine tranquillamente.